Benvenuti nel mio angolo di pasticceria. Oggi prepariamo struffoli natalizi napoletani in una sassola di croccante alle mandorle. Di solito gli struffoli a Napoli si mangiano in tutto il periodo natalizio, ma quando si gioca a tombola, infatti, ogni struffolo ricorda il numero della tombola napoletana. Quando si gioca a tombola si mangiano sempre gli struffoli e hanno anche un loro sapore particolare proprio durante il gioco della tombola, perché quando si gioca a tombola hai sempre voglia di mangiare qualcosa, di spuzzugare, si dice a Napoli, qualcosa, e gli struffoli sono perfetti. Facciamo questo impasto, io modifico sempre la ricetta al fine di migliorare ovviamente la lavorazione fatta in casa. Questa è una nuova ricetta, la andiamo a fare semplicemente a mano. Io lavoro in un recipiente a mano, si può lavorare anche con uno sbattitore elettrico o in planetaria. Quindi facciamo questo impasto facilissimo. Inseriamo sale e zucchero in una ciotola, il burro a pezzetti morbido e iniziamo a impastare questi due ingredienti. Diventata una pastetta, inseriamo le due uova medie. Impastati questi tre ingredienti, inseriamo il liquore all'anice 25 ml e poi un pizzico di vaniglia, un pizzico arancia e il limone, ovviamente è sempre facoltativo. Poi subito inseriamo la farina perché il liquore all'anice comunque fa effetto sulle uova. Quindi andiamo a impastare e poi a un certo punto l'impasto è tenace, quindi lo mettiamo sul tavolo e continuiamo ad impastare. Mi vado a pulire le mani dall'impasto per continuare fin quando l'impasto non diventerà liscio. Ci vorranno circa 10-15 minuti ad impasto. Così lo andiamo a pirlare. Quindi impasto semplicissimo. Vi ricordo che questo impasto non contiene lieviti. Se inserite all'interno lievito per dolci e altri lieviti avrete sicuramente il problema in cottura che va a schiumare l'olio sicuramente. Quello già così è rischiamo comunque che va comunque a schiumare l'olio dopo vari minuti di frittura. Quindi impasto pronto, semplicissimo. Andiamo a pirlare giusto un poco, mettiamo un po' nel contenitore in cui abbiamo impastato, pellicola a contatto. Adesso lo facciamo riposare almeno 30 minuti prima di fare gli struffoli e andare in frittura. Quindi impasto riposato, andiamo a lavorare sul tavolo, farina abbondante altrimenti si attaccano tutti gli struffoli e dopo dobbiamo rifare di nuovo tutta la lavorazione. Quindi mettiamo l'impasto sul tavolo. Quindi prendiamo l'impasto che è ben freddo dal frigorifero e lo andiamo a pirlare per dare prima una forma ben compatta e poi dopo facciamo un bastoncino e lo tagliamo in vari pezzi che saranno poi i filoncini che andiamo a tagliare degli struffoli. Quindi facendo in questo modo creiamo dei filoncini non troppo spessi e andiamo a cospargere sempre di farina uno vicino all'altro e fare in modo che non si attaccano. Quindi guardate, metto abbondante farina perché dopo comunque verrà setacciata e tolta tutta. A questo punto vado a livellare facendo in questo modo, mettendo sempre abbondante farina. Vado a dividere in due perché deve essere lo spessore che vado a tagliare con il tarocco d'acciaio, vedete questo modo, e poi dopo vado anche ad alzarli sempre nella farina. Quindi continuo in questo modo, sempre infarinati. Adesso lasciamo gli struffoli in abbondante farina, così nel frattempo prepariamo l'olio, non si vanno ad attaccare uno con l'altro, e li mettiamo da parte. Nel frattempo prepariamo l'olio. Quindi olio sul fuoco, io vado a usare olio di mais, si può usare qualsiasi tipo di olio, l'importante è che di buona qualità. Quindi con l'aiuto di un setaccio andiamo a togliere tutta la farina in eccesso e poi la inseriamo nell'olio bollente. Quindi andiamo a setacciare tutta la farina in eccesso con un passino e andiamo a inserire nell'olio bollente. Io ho usato olio di mais, potete usare qualsiasi tipo di olio. Quindi andiamo a girare frequentemente in questo modo, in modo tale da farli venire belli biondi. Guardate come sono belli biondi, e li possiamo togliere perché sono pronti. Quindi vado a cuocere tutti gli struffoli, metto in un recipiente ovviamente con carta assorbente e voilà. Cotti gli struffoli, adesso passiamo alla croccante di mandorle. Ovviamente potete anche saltare questo passaggio, mettete direttamente in un piatto guarnendoli con il miele, sarebbe il passaggio successivo, ma io vi faccio vedere una bella sassola di croccante addirittura con il manico. Quindi sul fuoco direttamente a fiamma media
direttamente lo zucchero all'interno della casseruola dal fondo spesso, è importante. Quindi adesso facciamo la croccante, inseriamo lo zucchero semolato e poche gocce di limone che serviranno a non far scurire molto il caramello. Quindi fiamma medio-alta, andiamo a scaldare un po' le mandorle tostate, così non mettiamo un composto freddo all'interno dello zucchero. Quindi a fiamma medio-alta andiamo a riscaldare lo zucchero che diventerà liquido. Io ho inserito anche un pizzico di pesto napoletano, potete mettere anche la cannella. Quindi inserisco la cannella di mandorle tostate tiepida, non molto bollente, deve essere calda, e andiamo a girare in questo modo fin quando non diventa un composto compatto e lo metto su un foglio di carta da forno. Quindi quando va in raffreddamento man mano lo vado a girare in questo modo senza cuocermi le mani, perché a parte che ho le mani cotte, ma c'è il foglio di carta da forno. Una volta che la massa croccante si è raggruppata un po' e si può stendere, vedete è malleabile, è bollente, calda, per me ovviamente le mani sono ben cotte, ma si può stendere. Lavoriamo su una superficie un po' oleata, poco, non molto. Quindi vediamo che vado a togliere un pezzettino che sarà il manico della sassola, quindi lo metto da parte facendo proprio una specie di panzerotto, in questo modo, panzerotto napoletano, e poi vado a stendere con un matterello sempre su un tavolo. Se andate in difficoltà mettete un pizzico d'olio. Io come spia uso questa boule di vetro per stendere sopra la croccante e fare la forma della sassola. Quindi siccome non abbiamo una forma di una sassola, se avete la sassola mettete direttamente la croccante dentro e la andate a stendere, quindi avrete direttamente la forma della sassola. Io ho usato questa boule di vetro, quando si è raffreddato un po' il composto lo vado a togliere perché oramai ha la forma curva, quindi ho usato quello. Quindi vado a riscaldare il manico, io l'ho messo pochi secondi in microonde a modalità media e si riscalda un po' e lo vado ad attaccare vicino alla sassola. Quindi la sassola di croccante è pronta. Adesso ultima fase, decorazione, miele e decorazione esterna. Quindi mettiamo in un pentolino, io ho usato questo largo, il miele, un cucchiaino di pasta d'arancia, che vi lascio il link in descrizione per realizzarla perché è spettacolare, e mezza fialetta di aroma arancia per far avere ancora di più l'aroma arancia che è bello nel miele. Quindi andiamo a girare quando il miele è arrivato al bollore, spegniamo la pentola e aspettiamo che si raffredda. Continuiamo a girare gli struffoli ancora caldi fin quando non si iniziano un po' a compattare e a raffreddare e li possiamo inserire all'interno della croccante. Quindi quasi quando è raffreddato il miele e gli struffoli, non proprio freddo ma deve essere tiepido, non bollente, lo inseriamo all'interno o di un piatto o nella sassola di croccante o altro croccante che abbiamo creato. Quindi è pronto, vado a cambiare il piatto perché era troppo grande. Quindi confettini classici, questi per gli struffoli e altri dolci natalizi, grandi, piccoli, cannellini, diavolini, anicini, tutti i nomi. Poi dopo finiamo con una bella frutta colorata, abbondante, frutta candita. Io ho usato ciliegie, scorzetta di zucca di colore verde, fichi che hanno colore verde e anche la scorzetta di arancia candita. E voilà, la sassola, guardate che spettacolo, è pronta. Io vado a togliere due struffoletti che sono ben freddi, quasi ghiacciati. Dopo tanto lavoro, ecco. Un pezzo di croccante.